Gabriele Cappato, ho compiuto da poco 68 anni, sono residente a Rovigo, non sono sposato, attualmente sono pensionato anche se continuo a fare il giornalista, essendo iscritto all'ordine dei giornalisti. Per quanto riguarda il mio impegno in politica, è una cosa che si riferisce al passato, naturalmente. Sono stato sindaco del comune di Velia Polesine dall'80 all'85, candido per la formazione Io amo l'Italia, che ha come riferimento per la presidenza Magdi Cristiano Allam. Sono candidato per il collegio senatoriale del Veneto e la mia posizione nella lista è al terzo posto. Si è eletto senatore, farei una cosa sola inizialmente, cioè quella di lavorare per un riscatto culturale della mia terra, riscatto culturale per il quale il Polesine ne ha assolutamente bisogno, perché da tempo ormai la nostra terra è esclusa da qualsiasi contesto culturale all'interno del Veneto. Le 5 cose principali: intanto un rinnovamento assoluto della classe dirigente politica nazionale, la fine di qualsiasi commistione fra politica e mondo dell'economia, della finanza e del credito. Terzo, il riconoscimento delle identità locali, delle identità nazionali e quinto, per ultimo, una migliore attenzione verso le classi più disagiate, in particolare per i pensionati. La promessa, direi questo: sarei tentato di dire che non faccio nessuna promessa, perché prima qualcuno mi deve votare e dopo prometto. No, ma a parte gli scherzi, la prima cosa che farei evidentemente è quella di lavorare per ridare al Polesine una collocazione rispettabile in funzione della sua vocazione e della sua identità.